Superman, se dannaggio me ne vivo, o sanno. Salve, molti di voi mi conoscono già, altri si stanno domandando, ma chi sto? Cuschifio è? Sono Batman, il cavaliere oscuro, e la mia storia risale a qualche anno, narriere. Un tempo ero un supereroe miliardario, poi è arrivata la pandemia ed il lockdown, e mi mangiavo tutte le light in amochina, farina e lievito. Mi sono dovuto fare prestare picciole e quel che è. Sono diventato così indebitato e povero che quando torno a casa, prima di scendere dalla Batmobile, controllo se c'è qualcuno che mi aspetta sotto portone per farmi a boccia. Tirare a campare è diventato difficilissimo, anche perché Alfred, il mio maggiordomo che da sempre vive con me, piglia troppo picca la pensione. Così mi sono messo a lavorare. Sfrutto le mie doti da supereroe per cercare di fare riaprire tutte quelle attività che vecchiossero un anno che sono chiuse. In particolar modo sto cercando di fare riaprire la pizzeria sotto a mia casa, anche perché, visto che c'è tutta luce, da quant'è che è chiusa, arrestavo oscuro. Anzi, scusatemi se parlo con questa voce, ma visto che a casa non ho corrente, me lavo con l'acqua ghiacciata e mi viene a bronchite. Comunque, visto che sono qui, vi racconto una storia, tanto romana ma soso, taito. Una sera il maresciallo Gordon mi ha mandato un WhatsApp dicendomi che stavano facendo una rapina. Oh bingo! Così ho preso la mia Batmobile perché ci volevaire, ricusta. Solo che c'è stato un contrattempo e Superman ci arrivò prima, la mia. Vi spiego, lui vola più veloce della luce, mentre io, siccome era senza benzina, ci appaghiere a beare. Giunto lì mi sono arrabbiato tantissimo perché lui aveva arrestato il ladro e si stava pigliando i complimenti. Ma come? Tu vieni da un altro pianeta e volessi venire a comandare a mia casa? Il tuo saputo male e io ci appaghiesare e mano. Comunque poi alla fine si è intromesso il direttore, ci ha fatto fare pace e ci ha portato al bar per offrirmi un dolcino e un caffè. Solo che una volta lì Superman si è sentito male, scoppò in terra e ci ha a dare l'acqua con zucchero. Vi spiego, lui sarà sì l'uomo più forte del mondo, però è comunque un gran malaminchiata. Mentre guardava in giro, ha visto una cosa verde, ci pareva criptonite, invece era una cassatena.